Antonio Bisceglie, il sindaco di San Vito al Tagliamento. Importantissima iniziativa quella che si è tenuta a Portogruaro, dove si è parlato di logistica ma soprattutto di elettrificazione della rete ferroviaria che coinvolga anche i comuni del Friuli occidentale, o sbaglio? È proprio così, credo che il convegno che è stato promosso meritoriamente dalla città di Portogruaro e che ha voluto focalizzare tutti gli aspetti riguardanti, come lei diceva, la intermodalità, la logistica, ma ha anche evidenziato un altro aspetto, la necessità per l'area cosiddetta del Veneto orientale di poter insieme al Friuli occidentale essere quell'area di cerniera per quanto riguarda proprio gli aspetti riferiti a intermodalità e fare rete in rapporto sia ai due corridoi, ci riferiamo all'ex corridoio 5 e al corridoio Baltico-Adriatico, sia in rapporto alle altre vie di comunicazione in uno snodo particolarmente strategico in una visione europea. Detto questo, è stato molto importante perché ha significato un passetto, diciamo, in avanti rispetto a quella che è una necessità, come era scritto nel documento, la elettrificazione della Casarsa a Portogruaro. La elettrificazione della Casarsa a Portogruaro significa riuscire a far sì che queste due realtà, Veneto orientale, Friuli occidentale e io dico in particolare la provincia di Pordenone, possa essere dentro quelli che saranno le grandi direttrici di traffico, sia per quanto riguarda le persone, sia per quanto riguarda le merci. Adesso si tratta di fare in modo che i soggetti, lì opportunamente vi era l'assessore regionale del Veneto Chisso, il quale ha ricordato il convegno di 3 anni fa a San Vito proprio per la elettrificazione, l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Santoro, quali hanno detto della disponibilità a realizzare, a costruire un tavolo proprio perché si possa passare da questo impegno alla concretizzazione di questo obiettivo.